Oggi è la giornata dello sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base contro il genocidio a Gaza, contro l'economia di guerra, contro il riarmo. Siamo più di 10.000. Questa è la risposta di un popolo che scende in piazza per chiedere la pace contro il genocidio in Palestina e per il riconoscimento dello Stato palestinese. Noi rivendichiamo la nostra storia democratica e vogliamo che questa storia democratica sia la storia di tutta l'umanità, a cominciare da quella del popolo palestinese. Basta morti, basta quello che sta succedendo, è un orrore terribile che segnerà le pagine della storia e noi dobbiamo essere dalle parti giuste della storia, non dalla parte dei colpevoli. Rispetto al movimento che si è sviluppato a Catania invece tanta positività, perché ci siamo veramente riuniti, riconosciuti in qualcosa che obiettivamente per quanto mi riguarda è identitario e questo è importante, quindi rispetto alla mia città mi sento abbastanza orgogliosa.